Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Matteo e ci troviamo al ristorante Il Piron del Re a Zompicchia di Codroico. Per cominciare, prima di tutto mettiamo su il brodo. Ho pensato di fare un brodo con i ritagli che spesso vengono inutilizzati del prosciutto stesso. Quindi li mettiamo in un pentolino a rosolare con un poco rosmarino, aggiungiamo dell'acqua molto fredda e portiamo a bollore. Procediamo come un brodo tradizionale. Procediamo quindi con la cottura delle patate. Una volta che il brodo sarà pronto, le tagliamo a pezzi e le immergiamo nel nostro brodo. Le mettiamo sul fuoco e le facciamo cucinare. Possiamo quindi pulire i gamberi facendo attenzione di lasciare il codino e avendo cura di togliere il piccolo budello che hanno sulla schiena. Con un piccolo coltellino a punta possiamo rimuoverlo con molta facilità. Li andiamo a impanare in questa panure alle erbe aromatiche e prezzemolo e li lasciamo da parte. L'emulsione al melone è molto facile da preparare. Mettiamo in un bicchiere da mixer tutti gli ingredienti insieme: il latte di soia, il melone, il brodo di prosciutto, l'olio d'oliva e la colla di pesce che avremo precedentemente ammollato e fatto sciogliere per un 5-10 secondi in maniera che diventi fluida. Avremo tutto nel nostro bicchiere e col mixer a immersione facciamo diventare il composto molto sottile. Lo aggiustiamo di sale e lo riponiamo in frigo. Nel giro di pochi minuti avrà una consistenza molto cremosa, quasi come una maionese. Quando le patate saranno cotte, le scogliamo e andiamo a schiacciarle aggiungendo un buon olio d'oliva molto saporito e del sale, in maniera che le manteniamo leggere e senza aggiungere eccessivi grassi. Prendiamo le fette di prosciutto, le disponiamo su una teglia, meglio tra due fogli di carta da forno, in maniera che non si arriccino, e le facciamo essiccare in forno per alcuni minuti sui 160-170 gradi finché saranno belle dorate e diventeranno croccanti. E in un sauté antiaderente mettiamo un filo d'olio e scottiamo i gamberi precedentemente impanati per 1 minuto e mezzo, 2 minuti per lato. Non serve di più perché in questa maniera rimarranno belli morbidi ma croccanti all'esterno. Possiamo andare a comporre quindi il nostro piatto. Con un coppa pasta disponiamo le patate, facciamo un cerchietto senza schiacciarle troppo che non diventi troppo compatto. Li posizioniamo quindi sul tortino che abbiamo preparato e andiamo a intervallarli con le foglie di prosciutto crudo che abbiamo tostato in forno. Al centro possiamo mettere un cucchiaio della nostra emulsione, il melone, e una fogliolina di un'erba aromatica come va bene il timo o la santoreggia. Una grattata di pepe anche può essere gradita a piacimento. Vi aspettiamo ad assaggiare la nostra cucina e i grandi piatti dello chef Matteo.